Raffaele e Federico entrano nella stazione di Conegliano Veneto, dove da questa mattina staziona al binario 3 il treno della salute del QAM. A quel binario però nessuno dei due arriverà mai. L'ostacolo arriva subito al binario 1, dove è stato installato da RFI un ascensore troppo piccolo per le loro carrozzine, perché entrata ed uscita non corrispondono alla stessa porta e non c'è all'interno per loro lo spazio per girarsi. Insomma, si entra, ma una volta arrivati ai binari 2 e 3 la porta si apre, ma da un'altra parte. Lo spazio non c'è e così da 2 anni Raffaele e Federico possono salire solo sui treni che transitano al binario 1. Il fatto è che noi possiamo prendere all'incirca neanche un terzo dei treni, sia in andata che in ritorno, che sia per verso Venezia, che sia verso Udine e quant'altro, Trieste, quello che è. Ecco, così è. Più volte l'abbiamo fatto presente, una miriade di volte, ma 0, 0, 0, 0, 0. Non possono nemmeno rivolgersi alla Polfer, che qui ha il suo ufficio, perché la rampa non ci arriva, ma solo degli scalini. Delusione prima e poi la rabbia, perché i lavori in stazione sono recenti e quanto accaduto oggi dimostra che persone come loro, disabili, non sono tenute in considerazione. Praticamente si dimenticano di noi, come quando una persona si dimentica un bambino in macchina e lo chiude lì, la stessa cosa è per noi.